Massimo Carlotto al centro dell'attenzione con il nuovo giallo noir Trudy. L'autore presenta il suo ultimo successo editoriale alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, in occasione dell'appuntamento dell'Aperilibro. Trudy è un romanzo corale che stratifica più realtà, è un noir che racconta, come dicevo, diverse realtà, ma soprattutto incentrato sul mondo della sicurezza privata, un mondo che è cresciuto a dismisura nella nostra società senza che noi ne avessimo esattamente l'idea. Il libro inizia con un evento che è proprio tratto dalla realtà. È tratto dalla realtà, ma non si potrebbe dire, nel senso che è uno di quei casi di cui nessuno parla mai, perché alla fine sono coinvolti politici di rilievo e quindi è uscito dalla cronaca. Come si fa a scrivere un libro di questo tipo? Cioè, quali sono le fonti? Come si riesce a recuperare e essere più realistici possibile? Bisogna lavorare molto sulla realtà, noi noiristi abbiamo uno sguardo ossessivo sulla realtà, lavoriamo molto sulle fonti, e fonte vuol dire fonte, quindi ci sono quelle cartacee e quelle che invece sono verbali. Ci sarà magari anche una continuazione di questo libro oppure è fine a se stesso? No, è fine a se stesso, il prossimo anno so già che cosa uscirà, sto già lavorando e quindi no. Nessuna anticipazione? Sì, uscirà un libro dell'Alligatore, della serie dell'Alligatore, quindi compie 30 anni nel 2025, quindi è il secondo personaggio seriale più longevo della storia del genere italiano.